Gino? Sono Mauro, grandissimo cugino, come stai? Grande! Ho visto le foto su Facebook delle bambine, ho detto ma sì dai, chiamiamolo, va. Ci sentiamo una volta all'anno. Da quant'è che non ci vediamo? 8 anni fa, il matrimonio di Cristina, infatti. Come va Gino? Ma noi bene, bene, dai, oddio, sai, il periodo è stato quello che è stato, però ci siamo tenuti alle regole, siamo stati a casa, dai, adesso piano piano si ricomincia. Comunque no, stiamo bene, stiamo bene. Voi come state? Le bambine tutto bene, vedo tutto bene, sì, Antonietta tutto bene, sì. Zio Antonio, la zia Teresa, tutto bene, grandissimo, bene, bene, dai, sono contento. No, ma noi bene, dai, no, tutto sommato alla fine è andato tutto bene. Ma vicini, guarda, noi avevamo a 70 km Brescia, a 70 km Padova, dunque eravamo un po' nel mezzo del focolaio, sai com'è. Però stiamo bene, dai, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. E oddio, ho conosciuto qualcuno, io personalmente no, però ho conosciuto delle persone che a sua volta hanno conosciuto delle persone che si sono purtroppo infettate, però io personalmente no. No, dai, tutto bene, tutto bene. Senti Gino, guarda, io con l'occasione voglio chiederti una cosa. Tu ogni volta che ci sentiamo per gli auguri a Natale, a Pasqua, ogni volta ai 15 anni che continui. Mauro, quando è che ritorni giù? Mauro, quando è che facciamo una bella estate come quando eravamo piccoli? Vieni a casa mia, non c'è nessun problema, non ti preoccupare, ti ospito io, vieni con tutta la famiglia, il posto c'è. Gino, è arrivato il momento. Quest'estate vengo giù con tutta la famiglia. Sei contento? Pensavo di partire con il treno, arrivare in stazione. Pronto? Pronto? Gino? Gino? Gino?